Carissimi Nicola Alberto e Emanuela, siete venuti insieme nella casa del Padre perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceva il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al ministro della Chiesa e davanti alla comunità. Voi siete già consacrati mediante il battesimo. Ora Cristo vi benedice e vi rafforza col sacramento nuziale, perché vi amiate l'un l'altro con amore fedele e inesauribile e assumiate responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. Nicola, Alberto, Emanuela, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e a educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Sì. Se dunque è vostra intenzione unirvi in matrimonio, datevi la mano destra ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso. Io, Nicola Alberto, accolgo te, Emanuela, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Emanuela, accolgo te, Nicola Alberto, come mio sposo. Signore onnipotente e misericordioso, confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricolmi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce. Amen. Amen. Ora vengono benedetti gli anelli e quindi sappiamo il grosso valore che hanno questi anelli.
gli sposi che li porteranno custodiscono integra la loro fedeltà, rimangano nella tua volontà e nella tua pace e vivono sempre nel reciproco amore per Cristo nostro Signore. Ora lo sposo Up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep, no, my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better run, Adesso ci infiliamo qui. You start a conversation, you can't even finish it. You're talking a lot, but you're not saying anything. When I have nothing to say, oh, my lips are sealed. Said something once, so I say it again. No, psycho killer, qu'est-ce que c'est? Run, 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 away. Oh, psycho killer, qu'est-ce que c'est? Ce soir